Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it. In primo piano la tragedia del Mottarone e emergono nuovi dettagli dalle indagini. I freni scattavano perché la fune era danneggiata. Questo emerge da fonti investigative dopo che i carabinieri hanno ascoltato i manutentori. Maggiori dettagli si possono leggere su Prealpina.it. E oggi a Vedano Olona i funerali della famiglia uccisa domenica scorsa nell'incidente alla funivia del Mottarone. Grande folla per l'ultimo saluto a Elisabetta Persanini, Vittorio Zorloni e al piccolo Mattia. I funerali sono stati celebrati dal vicario episcopale Monsignor Giuseppe Vegezzi. Al termine il lancio dei palloncini. Vediamo il servizio di Beatrice Berlotti, le immagini sono di Stefano Benvenu. Folla dentro la chiesa di San Maurizio, folla all'esterno, un silenzio irreale a Vedano Olona, dove nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 maggio, si sono celebrati i funerali di Elisabetta Persanini, Vittorio Zorloni e il piccolo Mattia, di 5 anni, 3 delle 14 vittime della cabina maledetta della funivia Stresa-Mottarone. Fin dalla mattina in paese si respirava un'atmosfera di straziante abbattimento. Poi le strade del paese sono state chiuse intorno alle 14, mentre una folla composta ha iniziato a riempire la piazza aspettando l'inizio del funerale. Tutto intorno lumini davanti ai negozi e fiori e cartelli con i nomi delle vittime e le sedie sistemate fuori dalla chiesa tutte occupate. La cerimonia è seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Oratorio San Giovanni Bosco da un centinaio di persone. Dentro, di fronte all'altare, le 3 bare, quella piccola e chiara di Mattia, in mezzo ai 2 genitori. La cerimonia è stata officiata dal vicario episcopale Monsignor Giuseppe Vegezzi. 3 vite spezzate, la morte in una gita che tutti avremmo potuto fare. Gli uomini sbagliano per avidità, interesse personale, incompetenza. Quanto male può fare il nostro egoismo? Ferite profonde che non possono e non devono capitare mai più, ha detto tra l'altro nell'omelia. Poi, al termine del rito, fuori dalla chiesa sono stati lanciati verso il cielo, dai compagni di Mattia, un centinaio di palloncini, rosa, blu e bianchi, mentre la banda intonava il silenzio. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Verbania, Roberto Marchione, insieme a 2 capi squadra intervenuti domenica sulla tragedia della funivia, si sono recati oggi all'ospedale infantile di Torino per una visita al piccolo Eitan, il bambino unico sopravvissuto all'incidente di Stresa. Al piccolo sono stati portati alcuni regali personalizzati. E ora spostiamoci a Gallarate, sono 10 i ragazzi denunciati per la maxi rissa in stazione. I ragazzi sono tutti minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni. La guerriglia era scoppiata quando erano scesi dal treno, era intervenuta così la polizia ferroviaria e gli agenti della polizia locale. Dalle indagini è emerso anche che 3 dei ragazzi avevano compiuto un furto degenerato poi in rapina ai danni di un negozio in stazione. I dettagli si possono leggere su prealpina.it. E ora l'emergenza Covid, l'hub della Schiranna ha raggiunto le 100.000 vaccinazioni. L'attività era iniziata il 3 aprile scorso, buona la tabella di marcia anche per il centro di Rancio Valcuvia che entro domenica toccherà quota 50.000 vaccinazioni. Siamo orgogliosi dei risultati straordinari a cui la nostra ASST sta contribuendo nell'ambito della grande campagna vaccinale della Lombardia, ha commentato oggi il direttore generale Gianni Bonelli. I dati del contagio oggi in Lombardia parlano di 661 nuovi positivi a fronte di 45.540 tamponi effettuati. L'indice di positività è dell'1,4%, in provincia di Varese 84 nuovi casi. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento al notiziario di domani alle ore 13. Una buona serata.